Adesso parliamo di Sanremo, parliamo di un momento, di una serata molto importante. Tutte le serate sono importanti, ma questa per noi di Radio Cittadella e Cittadella TV è molto 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 importante, per tutta la nostra città, per tutta Taranto è molto importante, perché c'è tra i compositori, gli autori del brano, che è un diamante, qualcosa di spettacolare, che è il brano che l'artista Serena Brancale porta in gara al Festival di Sanremo 2026, dal titolo Qui con me, è stato composto dalla Brancale, da altri autori, e anche tra questi c'è il meraviglioso compositore, direttore d'orchestra, pianista, arrangiatore Fabio Barnaba, che è qui in video collegamento direttamente da Sanremo. Ciao Fabio, ben trovato! Ma che presentazione fantastica! E non ho detto tutto, non ho detto tutto. È il minimo. Allora, Taranto ti sta abbracciando, ti sta celebrando, e noi il minimo che possiamo fare è quello di mandarti in onda, ma poi ti avremo fortunatamente di persona, così come saranno fortunate le persone che questa sera ti vedranno, noi ti vedremo e saremo là così. Ah, che bello! Dai. Cosa accadrà stasera? Saluto tutti gli amici di Radio Cittadella, saluto te Annette, saluto Gisberto, saluto il direttore, tutto bene. Qua, come potete vedere, io sono in periferia di Sanremo. Sì. Sono in una villa. Allora, qui c'è Sanremo, ovviamente, sì. il centro. Poi non so se la vedete, la nave dove sì. dove si collega Max Pezzali, no? Ah, sì, quella degli altri spettacoli, dei concerti. La nave da crociera da cui fanno i collegamenti. E niente, è un'esperienza sempre bellissima, un po' stancante perché insomma la sera faccio tanto tardi, quindi quando mi hai chiamato stamattina ero appena sveglio e ho detto oddio, cioè tra mezz'ora io ho detto io ci provo, perché so che nel frullatore di Sanremo è quasi impossibile intercettarvi, però ho detto ci proviamo perché questa è una serata importante per te, Fabio. Figurati, mi fa molto piacere, anzi ho subito accettato, ci mancherebbe, non alcun problema. Ho fatto di fretta e lo quindi so. ho detto devo esserci. Senti Fabio, ma come ti senti ad aver composto insieme ad altri un brano così speciale, certo. Così non lo so neanche definire? Guarda, è stato un duro lavoro che abbiamo impiegato molto tempo. Però alla fine siamo tutti contenti e felici del risultato, perché è davvero incredibile. Ma la cosa che la gente apprezza è il fatto che è una storia vera, è una storia vissuta, è una storia autentica. Sai, come quei film basato su una storia vera? Ecco, no, questo non è basato su una storia vera, ma è una storia vera. Quindi alla gente arriva questo messaggio, arriva l'emozione, e noi siamo contentissimi di questo, perché almeno ci abbiamo provato a suscitare un briciolo di emozione anche, no? Caspita, ragazzi, un briciolo di emozione è veramente un eufemismo, Fabio, perché qua i lacrimoni, proprio un'intensità, una cosa pazzesca. Poi insomma tecnicamente i gradi, le armonie che avete utilizzato sono praticamente un po' il libro, il manuale di istruzione per la composizione reale, perfetta. È bello perché c'è il testo e la musica all'unisono ed è bellissimo. Fondono perfettamente. No, insomma, abbiamo studiato, quindi mettiamoceli un po' di cose. Un po' di seste, di none, mettiamole. No, è bellissimo. Mettiamo nei tecnicismi, però. No, però caspita, degli accordi, cari amici, per spiegarvela in maniera semplice, degli accordi molto belli, molto d'effetto, sia quando sono malinconici, trascinanti, un po' tristi, sia quando c'è poi quella parte, quell'apertura. È una scalata, come dice lei, se potessi, no? E si sente qualcosa di folgorante, veramente. Fabio, tu ci stupisci ogni volta, io non so più come devo fare con te, mamma mia. Poi, detto questo, la Brancale, quindi stasera tu cosa farai? Allora, stasera dirigo la cover che è Bésame Mucho,
il brano Besame Mucho. Che meraviglia. Ci sarà sul palco la Brancale, Serena Brancale, con Delia di X Factor, che è una cantante anche lei strepitosa, e poi il mitico, grandissimo Gregory Porter. Ragazzi, mamma mia. Ragazzi, io sono emozionatissimo. Lo so. Non so come farò, però sono davvero felice, anche perché a lui è piaciuto l'arrangiamento. Guarda caso. Sai, non so come mai gli è piaciuto il mio arrangiamento. Ho già vinto. Voglia. Hai già vinto, sì, ma questo assolutamente. Tra le altre cose volevo segnalare anche Raf negli archi, suppongo, nelle orchestrazioni, così come il brano di Ermal Meta. Tu hai una firma, io l'ho detto, l'ho scritto, anche ho dichiarato sui social, ma la tua firma si sente proprio limpida. Grazie. Mamma mia. L'importante per un compositore è raggiungere un proprio stile, no? Tu sai benissimo. Sì. Quindi quando è riconoscibile questo stile personale, abbiamo un pochino raggiunto quello che è uno dei tanti obiettivi che un compositore si pone. Bravo. Quindi sono felice. Uno dei tanti obiettivi che il compositore si pone, perché tu lo senti alla radio, parte e pensi, ma secondo me questi archi è sicuro Fabio Barra. È così, amici, ed è una lunga ricerca, vero Fabio? Perché noi lo diciamo, perché sembra facile oggi che hai raggiunto, diciamo, questo livello di competenza, di consapevolezza, di un altissimo livello artistico, però quanti anni sei stato lì a lavorare? Sì, è come il corso di strumento di pianoforte. Io ho fatto 10 anni di pianoforte e 10 di composizione. Quindi più un po' di anni. Tutte le composizioni, gli arrangiamenti che fai normalmente, quotidianamente nella tua vita, e quindi tutta una serie di cose infinite. Esperienza, fai il resto, poi altre cose, altre collaborazioni, certo. Assolutamente. È una cosa bella. Scrivere per archi mi piace molto, scrivere per orchestra. È un obiettivo che mi sono prefissato da un po' di tempo, quindi si sente. Sto cercando di raggiungerlo, insomma. Porca miseria Fabio, sto cercando di raggiungerlo, tu ci fai impazzire proprio, siamo strafelici, super orgogliosi di te, siamo emozionati con le lacrime, lo siamo fin da stamattina, perché noi viviamo una certa vibrazione nei tuoi confronti, e stasera sappi che noi, tutta Taranto, tutti quanti, adesso noi siamo in diretta, quindi in tutta la Puglia Basilicata, sul canale 94 ci stanno vedendo in diretta, sui 96.5 FM sulla radio in contemporanea, ci stanno ascoltando nelle macchine, nelle case, nei negozi, eccetera, in streaming da tutta Italia e all'estero, ci stanno vedendo sul sito radiocittadella.it. Noi siamo, per tutti i tarantini che sono in zona e non, siamo tutti con te. Un abbraccio fortissimo, grazie. Fabio, un abbraccio forte. Un abbraccio a tutti voi. Ci vediamo grazie, qui a Taranto. Un abbraccio a te. Un abbraccio. Ciao. Buon festival. Ciao ragazzi, ciao amici.